Ecco, allora è il momento di Carla Pizzol che presenta Luigi Renier, farmacista e patriota risorgimentale. Carla Pizzol, vittoriese, ha svolto la professione di tecnico di laboratorio analisi presso l'ospedale di Vittorio Veneto, congedandosi nel 2002. Da circa 30 anni si interessa di ricerche storiche e da 11 anni è socia del Circolo Vittoriese di Ricerche Storiche. Carla Pizzol è autrice di 2 monografie, Ottavio Dall'Oglio, governador delle galere da mercanzia della Serenissima, pubblicato nel 2011, e i della Giustina Bortoi e i mulini alle fosse del 2017. È autrice di 4 articoli, tutti pubblicati negli atti degli ultimi 4 convegni del circolo stesso. Più di una volta ho provato la strana sensazione che la scelta di intraprendere una ricerca storica in realtà non partisse da me, ma che fosse la ricerca stessa a venirmi incontro. In questo caso mi sembrava proprio che Luigi Renier stuzzicasse la mia curiosità, o perlomeno che il destino mi avesse messo sotto agli occhi dei documenti chiave. Così ho deciso di presentare, nell'ambito del presente convegno, la figura di questo farmacista vissuto a Ceneda nell'Ottocento, il quale si distinse, oltre che per la sua professione, anche come patriota che auspicava la restaurazione della Repubblica di Venezia. Luigi Giuseppe Renier nacque a Godego, ora diremmo Castello di Godego, vicino a Castelfranco, nel 1803. Da Francesco e Pierina Michelatto. Il primogenito di Francesco Renier, Giovanni, fu arciprete a Mestre dal 1843 per 12 anni e in seguito divenne vescovo di Feltre e Belluno dal 1855 al 1871, quando morì. Anche Antonio intraprese la carriera ecclesiastica, prima come cappellano a San Zenone degli Ezzelini e poi come parroco a Vedelago e poi a Milano dal 1847. Invece Luigi Renier ottenne il diploma dell'arte farmaceutica rilasciato dall'Università di Padova nel 1826. Questo corso farmaceutico prevedeva un tirocinio di 4 anni come assistente presso un approvato speziale e poi 2 anni presso l'università con lo studio di mineralogia, zoologia, botanica, chimica generale e farmaceutica. Nel luglio 1834 Luigi Renier divenne proprietario della farmacia di Ceneda che prima era appartenuta ad Angelo Sgaffaro e così ne ottenne la direzione. Così il suo nome venne inserito nell'elenco del personale sanitario del comune di Ceneda, oltre che nel ruolo d'arti e commercio come liquorista, attività che egli svolgeva al civico 769 della contrada Rizzarda. La contrada Rizzarda comprendeva anche la via Garibaldi, perché arrivava fino alla Biocca degli Ebrei. Esistevano perché noi pensiamo contrada Rizzarda, pensiamo via Rizzera, in realtà appunto comprendeva via Garibaldi. Esistevano in quel tempo 3 farmacie a Ceneda. Una appunto era quella di Luigi Renier, in contrada Rizzarda specificano numero 765,
e era all'insegna della Madonna della Salute. La seconda farmacia si trovava in contrada Cenceniga, cioè via Lioni ora, 627, e era all'insegna del Pomo d'Argento, diretta dal proprietario che era il farmacista Francesco Marchetti. Aveva ottenuto il diploma nel 1805 presso il Collegio Farmaceutico Chimico di Venezia. La terza farmacia era in contrada dei Riformati ai Frati, attuale piazza San Francesco, insomma. È il numero 605 e era all'insegna di San Francesco, ovviamente. Era condotta dal farmacista Giovanni Battista De Mori. Lui si era laureato presso l'Università di Padova nel 1830. Ritengo utile ricordare che nei primi anni dell'Ottocento le spezierie, come prima erano denominate le antiche farmacie, si erano trasformate in veri e propri laboratori di ricerca, tanto da essere denominate officine. Nella parte dedicata al pubblico infatti erano esposti i vari medicamenti contenuti negli appositi vasi, le droghe vegetali, animali, minerali, però c'era anche il laboratorio del retrobottega, dove il farmacista preparava in proprio i medicamenti utilizzando le ricette dei medici o consultando i formulari delle farmacopee, e perciò possedeva e usava vari attrezzi e strumenti. Nel 1838 dalle autorità austriache fu stabilito l'obbligo di usare solo i pesi austriaci e di tenere l'apposita tabella di conversione, la tavola di ragguaglio dei pesi medici austriaci e veneti. In precedenza infatti era in uso il peso sottile veneto, che era composto dalla libra sottile, la quale, si precisa, era suddivisa in 12 once, l'oncia in 8 dracme, la dracma in 3 scrupoli e lo scrupolo in 20 grani. Il governo austriaco era molto attento e c'erano delle annuali e minuziose ispezioni dell'Imperiale Regio Medico Provinciale che controllava la regolare applicazione delle leggi nell'interesse della salute pubblica. Queste visite non erano comunque gratuite, ma soggette al pagamento di un compenso fisso di 3 zecchini. Era la tassa di polizia medica, in vigore già dal 1806. Nel 1845, durante uno appunto di questi controlli, risultò un'anomalia proprio nella farmacia di Luigi Renier. Nel registro figurava una precisa quantità di veleno precipitato rosso, però che non fu rinvenuta. Si trattava di un potente veleno a base di mercurio e naturalmente il caso fu segnalato e Renier dovette renderne conto, anche se purtroppo i documenti non ci dicono come sia andata a finire. Nel 1847 dalle autorità austriache giunse anche il divieto di tenere esposte mostre fittizie, si dice simulanti, cioè vasi, cartoni nei quali le sostanze che vengono indicate e che rappresentano contenersi non sono realmente in vendita. Infatti era accaduto che un alunno farmacista aveva smerciato dei semplici rotoli di legno supponendo che fossero vasi di teriaca. Evidentemente tale prodotto era ancora richiesto e venduto. Abbiamo comunque, abbiamo svariate dimostrazioni della professionalità e della preparazione del farmacista Luigi Renier. Per esempio, nel gennaio del 1848 egli fu l'unico in tutta Ceneda in grado di rispondere a un quesito posto sull'Apios tuberosa, se fosse o meno presente nelle nostre zone e di che cosa si trattasse. Mentre tutti gli altri, compresi i farmacisti, negarono di averne mai sentito parlare, il Renier invece fu in grado di descrivere dettagliatamente tale pianta che interessava le autorità austriache. Ma egli aveva conoscenze in ogni campo e in un articolo infatti del 1847 che parla di combustibili fossili delle province venete, leggiamo che fu dimostrata la sicura efficacia del combustibile fossile presente nelle nostre zone, ma che anni prima il dottor Cologna, che è l'autore dell'articolo, dice aveva intrapreso delle escursioni nei monti di Ceneda con l'egregio mio amico Luigi Renier, farmacista, stabilendo quindi che si trattava di carbon fossile o litantrace,
avendo ciò dimostrato nell'officina del signor Renier in Ceneda, alla presenza di molti signori di quella città. In realtà noi non sappiamo dove fosse esattamente questa officina, che era situata al numero 765 comunque dell'odierna via Garibaldi, perché come diceva appunto Loredana Imperio, i numeri hanno subito numerose variazioni, però nel dicembre 1848 Luigi Renier acquistò da Maria Montagnari una porzione di casa da muro coperta di coppi in 2 piani oltre al piano terra, con cortile al civico 770 nella contrada Rizzarda ai Riformati, dove appunto c'era prima una caffetteria. Il prezzo pattuito, compreso l'inviamento della bottega di caffè, era di lire venete 9.000. Mentre la caffetteria di Maria Montagnari fu spostata altrove, il Renier trasferì la sua farmacia in questa nuova sede, che finalmente possiamo localizzare con certezza. Infatti nel 1953 proprio lì viene documentato il negozio di materiale elettrico ed idraulico di Giovanni Spellanzon, però la foto la vedremo alla fine. Nel 1850 Luigi Renier acquistò anche nelle vicinanze una cantina della tenuta di 50 botti con sopragranaio. Si può ritenere che questo sia proprio lo stabile in cui Renier svolgeva da tempo l'attività di liquorista. Gli anni 1848-49 furono cruciali, sia per Ceneda che per il nostro farmacista. Infatti, a seguito di una breve insurrezione, il 22 marzo 1848 Daniele Manin proclamò la Repubblica di San Marco, che durò fino al 22 agosto del 1849, quando Venezia capitolò dopo la strenua resistenza opposta al cosiddetto blocco di Venezia, tornando sotto il dominio austriaco. Queste sono le 5 lire appunto del governo provvisorio con la data 22 marzo 1848. In oro? No, è d'argento, la foto sembra, sì, il colore non è venuto, vabbè. A Ceneda il governo provvisorio ebbe vita ancora più breve, poco più di un mese, esattamente dal 23 marzo al 3 maggio, quando rientrarono le truppe austriache. Durante questo breve periodo dobbiamo segnalare un clima di entusiasmo che ora potremmo definire ingenuo. Le notizie che giungevano parlavano di una crociata benedetta da Pio IX e raccontavano dell'arrivo a Bologna di 40.000 uomini spediti da Pio IX per liberare l'Italia dall'orda austriaca. Questi sono guidati da 2 famosi generali e da 100 preti che portano la bandiera benedetta da Pio. Le frasi registrate nei documenti del periodo sono vittoria, vittoria, Dio la vuole e Pio IX la seconda, oppure viva la religione, viva Pio IX. Ecco, per esempio, viva la libertà, viva l'Italia unita. Come avveniva da più parti, anche a Ceneda, il 30 marzo del 1848, venne richiesta una particolare benedizione dal vescovo, dichiarando che Papa Pio IX aveva intimato una crociata per liberare la nostra bella e cara Italia da ogni straniera dominazione. Pochi giorni dopo, infatti, la risposta giunse dalla curia di Ceneda. Mi affretto di prevenire che domani mattina alle ore 8:30 mi recherò alla cattedrale per celebrare la messa e benedire ai crociati e alla loro bandiera. Ben presto tutto questo entusiasmo si scontrò con la realtà espressa dal Papa nella locuzione del 29 aprile, quando fu evidente che Pio IX non poteva schierarsi contro la cattolicissima Austria. Al ritorno degli austriaci, tutti i sacerdoti che durante la rivoluzione si erano dimostrati particolarmente zelanti della causa rivoluzionaria furono messi sotto stretta sorveglianza dal governo imperiale. Per quanto riguarda la gestione delle farmacie, il 18 settembre 1848 giunse a Ceneda l'ordine di consegnare i pesi veneti, che erano stati ripristinati durante il breve governo provvisorio. Risulta però che solo il Renier ne fece immediata consegna,
mentre dovevano ancora provvedere gli altri 2 farmacisti cenedesi. Il fatto si spiega, certo non per simpatie del nostro farmacista verso il governo austriaco, sicuramente invece perché egli non voleva dare nell'occhio ma passare inosservato. Infatti Luigi Renier fu un vero patriota e proprio nella sua farmacia si riunivano di sera i cospiratori che auspicavano la restaurazione della Repubblica di Venezia. Egli teneva anche segretamente corrispondenza con patrioti veneziani, dai quali riceveva dei proclami anti-austriaci che poi affiggeva agli angoli di Ceneda. Questi fatti ci vengono rivelati direttamente da Giuseppe Cappelli, che fu in carica di imperiale regio commissario di Ceneda proprio dall'ottobre 1848 al novembre dell'anno successivo. Molti anni dopo, nel 1866, quindi durante il governo italiano, egli scrisse al municipio di Ceneda per difendere la sua reputazione. I Cappelli infatti era mal visto proprio a causa degli incarichi esercitati durante il cessato regime austriaco e nell'occasione ricordava di non aver mai pregiudicato alcuno per ragioni politiche, ma di aver cooperato al bene del paese. E quindi egli comunque è chiarificatore il promemoria allegato per ricordare meglio i fatti. E leggiamo: nella farmacia, ne indico ora il nome perché egli ridonda ora più che a biasimo a merito, del signor Renier, tenevasi seralmente un'adunanza di rivoluzionari. Manteneva questi segreta corrispondenza con Venezia soggetta al blocco. Ne ritraeva per mezzo intermediari proclami incendiari che venivano affissi alle cantonate della città. Ciò io sapeva, come lo sapeva anche il signor Podestà. E poi continua. Comunque il fatto, cioè chiaramente è descritto quello che diceva il dottor Renier. Scopriamo pure che a Ceneda, da parte del partito sovversivo, si facevano delle collette di denaro a favore della città di Venezia, per mezzo di appositi bollettari stampati con il titolo di offerta per oggetto pio. Naturalmente fu dato ordine di scoprire tali maneggi e chiamare a responsabilità chi vi si presta, sequestrando i bollettari nonché il denaro raccolto in tal maniera. Mentre a Ceneda succedevano questi fatti che vedevano protagonista Luigi Renier, suo fratello Giovanni, che era arciprete a Mestre, teneva un diario degli avvenimenti che accadevano nella sua parrocchia. Tale cronaca venne pubblicata postuma nel 1896. Egli fu tacciato di essere austriacante perché si recava spesso presso le autorità austriache, mentre in realtà egli lo faceva per salvare i suoi parrocchiani e limitare al massimo i danni e le fucilazioni. E dalle sue parole appare chiaramente, leggendo appunto il suo diario, che egli diceva: vedeva non piccola parte del partito nazionale male disciplinato, male fornito d'armi, scarso di mezzi di difesa e di offesa, in una parola non ancora maturo ad acquistare la libertà contro un nemico forte ed ordinato. E quindi in realtà c'è poco da fare, era così. Inoltre egli osservò anche come ci furono alcuni che abusarono del nome di patrioti mirando ad appagare la propria avidità, e ciò gli tolse la speranza di buon esito, tenendolo nel timore di severe repressioni da parte dell'Austria sul popolo della sua parrocchia. In realtà quindi vediamo che non era anti-austriaco, sì, però era un prudente, insomma, non era austriacante ma prudente. Luigi Renier invece dimostrò molto coraggio, considerando anche che egli aveva 3 figli in tenera età. Dalla moglie, infatti, la nobildonna Marianna Locatelli, che era nata a Rovigo, ebbe nel 1835 Francesco, nel 1838 Amalia, nel 1843 Giovanni Battista e poi un'ultima figlia, Aurelia, che nacque successivamente nel 1852. Il Renier, certo, avrebbe avuto seri problemi in caso fosse stato scoperto. Erano infatti soggetti alla legge marziale anche coloro che effettuavano delle collette o che vi contribuivano, eppure chi fosse ritenuto promotore di corrispondenza col nemico.
Ricordiamo inoltre che le farmacie erano tenute sotto stretto controllo dalle autorità austriache, specialmente in quel periodo, dal momento che vi si conservavano diverse sostanze potenzialmente pericolose. I documenti a noi pervenuti ci rivelano che ci furono dei furti di veleni a danno di alcuni farmacisti nel Ferrarese. Pare che le sostanze velenose, e si parla di sublimato corrosivo, arsenico giallo, arsenico rosso, precipitato rosso, estratto alcolico di noce vomica e poi insieme a vari recipienti anche un mortaio di bronzo. Quindi pare che queste sostanze velenose fossero state inviate a Genova insieme ad altri veleni somministrati volontariamente da altri farmacisti di vari luoghi pontifici. Nello stesso periodo, comunque, il Renier viene descritto come un individuo, oltre che accreditato nell'esercizio della sua professione, di carattere onesto, di condotta regolare e che gode di una fama corrispondente. Da parte del comune di Cenida egli ottenne vari incarichi, come quello di somministrare i medicinali ai poveri della città, o quello, in qualità di chimico su analisi di acque, di controllare la fonte medicinale dolce solforata sotto il colle di San Gottardo. Per molti anni egli fu anche membro della commissione sanitaria di Ceneda, che veniva spesso chiamata per controllare ricorsi per problemi sanitari di scarichi maleodoranti e fognature. Lo stesso Renier nel 1850 fu costretto a richiedere un tale intervento per problemi esistenti nel piccolo cortile di diritto consortivo tra la sua abitazione e quella del signor Matteo Castelletti. Durante la visita di controllo si trovò infatti che gli inconvenienti erano rilevanti e che si doveva porre un rimedio anche per la salubrità e decenza della propinqua farmacia. In realtà questo problema si protrasse per lungo tempo a causa di dispute tra il Castelletti e il Renier. E forse a causa di tutte queste molestie, il 31 gennaio 1853 Luigi Renier vendette a Pietro Rizzo la farmacia, con mobili, nonché utensili, vasi, cristalli, bronzi, rami, torchi, medicinali e libri relativi, e anche l'avviamento della farmacia stessa. Il prezzo pattuito fu di lire austriache 15.300 circa, parzialmente a rate, mediante cambiali fino al 1857, e qualora il Rizzo fosse mancato ai pagamenti convenuti, sarebbe decaduto il diritto di esercizio e detenzione della farmacia, che al contrario sarebbe ritornata di proprietà Renier. Era previsto anche un risarcimento per danni d'immagine. Pochi mesi dopo la moglie, Marianna Locatelli Renier, vendette all'asta anche la cantina e granaio al civico 769. L'acquirente fu Benedetto Fontanella. Il locale era quello che era stato adibito da Renier all'attività di liquorista e bottigliere, con offelleria, cioè con pasticceria allegata anche, ma rimase appannaggio di Francesco Marinotti, il quale risultava dirigere l'esercizio a partire dal 1846-47. Contemporaneamente Luigi Renier acquistò una farmacia a Trieste. Si tratta dell'antica farmacia al Cammello, fondata da Samuel Mondovì nel 1787 in contrada del Corso, che è l'attuale Corso Italia. In verità dal 1924 la farmacia fu trasferita nell'attuale sede in viale 20 settembre. Per tutte le informazioni riguardanti la farmacia ringrazio la dottoressa Segatti, che è la direttrice della farmacia comunale al Cammello di Trieste. I primi titolari furono Samuel Mondovì, Leonardo Pellis, Giovan Battista Olivieri e appunto Luigi Renier. Infatti il 2 giugno 1853 gli eredi Olivieri vendettero la farmacia a Renier, il quale però la tenne solamente un anno e mezzo, poiché già il 22 gennaio del 1855 la cedette ai coniugi Carlo e Maria Zanetti. Non siamo in grado di comprendere il motivo di questo spostamento del Renier proprio a Trieste. Sicuramente non era il luogo ideale per sfuggire al controllo austriaco.
In ogni modo, agli inizi del 1854, la farmacia di Ceneda alla Madonna della Salute risultava nuovamente di proprietà Renier, anche se gestita per mezzo di un direttore incaricato. Infatti era successo che Pietro Rizzo recedette dall'accordo essendosi trasferito ad Oderzo, e per questo motivo Luigi Renier lasciò la farmacia di Trieste e ritornò stabilmente a Ceneda. Negli anni successivi troviamo varie testimonianze di stima ed affetto nei suoi confronti. Nel 1856 il suo fratello Giovanni Renier fu consacrato vescovo di Feltre e Belluno in occasione della solenne cerimonia che si era svolta a Ceneda. Il dottor Giovanni Battista Vimena dedicò al prelato un poema, Cecilia Gonzaga, storia del secolo XV, affidandolo nelle mani del carissimo Luigi, dicendo di avere avuto assai prove della tua amicizia. Però si vede un po', vabbè, poi agli atti ci sarà la foto migliore, si pensa. 2 anni dopo, nel 1858, il figlio primogenito Francesco fu consacrato sacerdote e nominato maestro di camera dello zio vescovo di Belluno. E per l'occasione i suoi amici graziani gli dedicarono alcuni salmi penitenziari composti a Dresda da Lorenzo da Ponte in gioventù, porgendo la loro affezione ai beneamati ed eccellenti vostri genitori, dice. Desidero rimarcare come la figura del farmacista sia in pochi anni cambiata, passando dal generico speziale degli inizi dell'Ottocento, che non sempre possedeva il titolo di studio e a volte smerciava anche dei rimedi segreti, al professionista munito del diploma farmaceutico, che era una vera e propria laurea. Il 12 aprile del 1860 si tenne a Treviso la prima adunanza del Collegio Farmacisti della provincia per l'attuazione dello statuto e la nomina delle cariche esso stabilite. I farmacisti inoltre erano anche veri e propri insegnanti, con compiti di educazione morale e scientifica dei giovani allievi tirocinanti, prima che passassero al corso universitario. Luigi Renier fu riconosciuto tra i migliori farmacisti della provincia di Treviso nell'educazione degli allievi, questo almeno per 2 anni consecutivi, nel 1857 e nel 1858. Non siamo in grado di sapere se anche in seguito ottenne altri riconoscimenti. Egli morì il 10 febbraio 1865 per anasarca, un edema sistemico probabilmente conseguente a sindrome nefrosica. Scusate. In seguito alla sua, e questo è il documento della morte, in seguito alla sua morte venne nominato direttore provvisorio della farmacia alla Madonna della Salute Riccardo Rossi, il quale aveva già esercitato durante la malattia del Renier. Il contratto di affittanza, prevista per 15 anni, fu stipulato con l'erede che era la vedova, la nobildonna Marianna, insieme con il reverendo figlio Don Francesco, che era il proprietario dell'abitazione in cui era ubicata la farmacia. Questo è un bozzetto che ho tratto dal catasto austriaco, nel quale si evidenziano i mappali 828 e 829, si riesce a leggere, che sono appunto corrispondenti ai civici 770, che era la farmacia, e 769 la liquoreria di cui parlavo prima. Rimane da capire, per quanto possibile, quale fu la sorte della farmacia alla Madonna della Salute, che ora non esiste più. Nel 1885 è documentata a Ceneda la presenza del farmacista Giovanni Battista Renier. Si trattava del figlio di Luigi, appunto della nobildonna Marianna Locatelli, che era nato nel 1843. Evidentemente diresse la farmacia dopo il 1865, probabilmente dal 1874. Ancora comunque ne era titolare nel 1903.
Tuttavia egli preferì dedicarsi più all'attività di fotografo, per la quale ottenne anche dei riconoscimenti a livello nazionale. Potremmo stupirci dell'accostamento delle due figure di farmacista e fotografo, ma ciò invece è tutt'altro che strano. Infatti inizialmente la fotografia non era considerata una forma d'arte, bensì un prodigio della scienza, l'espletamento di un processo chimico-fisico. Il fotografo doveva maneggiare tutta una serie di prodotti chimici. In Italia la prima esposizione di fotografia, con annessa sezione internazionale, si tenne a Firenze nel 1887. Fu aperta per più di un mese, visitata da oltre 10.000 persone. Gli espositori presenti erano oltre 300, 200 italiani e 109 stranieri, tra i quali fu premiato anche Giovanni Battista Renier. Qui vediamo una pubblicità tratta da Luigi Marson del 1889, guida di Vittorio e il suo distretto, e leggiamo appunto che Giovanni Battista Renier, fotografo, premiato alla prima esposizione di Firenze. Leggiamo anche sotto che nel 1889 egli teneva anche un laboratorio speciale di preparati enologici. La sede era sempre la stessa, via Garibaldi 12. E qui, ecco qui. Questa è una foto che mi è stata gentilmente offerta dall'architetto Giuseppe Ballestini e fa parte appunto del suo archivio fotografico. Del 1953 vediamo appunto a sinistra il negozio di Giovanni Spellanzon in via Garibaldi 12, qui non si legge ma sopra c'è la targhetta proprio con il numero 12 e quindi non c'è ombra di dubbio. Attualmente sì, l'indirizzo è via Garibaldi 80 e sul muro c'è la scritta Casa Tuan dal 1931. Nel 1903 la farmacia Renier esisteva ancora, come pure le altre due farmacie di cui abbiamo parlato, quella di Marchetti e la San Francesco, che in quel periodo era condotta da Rossi Riccardo e dal figlio Cesare, delle quali troviamo anche la réclame del tempo. Ecco la farmacia Marchetti che produceva il famoso amaro tonico Surinam, e la farmacia Rossi, e quindi queste due farmacie erano reclamizzate. Poiché invece manca la pubblicità della farmacia La Madonna della Salute, che pure era esistente, possiamo ritenere che in quel periodo essa fosse poco seguita dal proprietario, che magari preferiva appunto dedicarsi alle altre sue attività. Un'ultima cosa, brevemente, ci sono notizie interessanti riguardanti la figlia Amalia. Come il fratello reverendo Don Francesco, che vi sia belluno e fu cameriere dello zio vescovo, anche Amalia intraprese la carriera ecclesiastica, entrando nel monastero dei Santi Gervasio e Protasio a Belluno, dove erano ospitate monache benedettine cistercensi dal 1212. Questo monastero fu soppresso da Napoleone, però dal 1818 tornò sotto la giurisdizione del vescovo, però con una clausola, che le monache dovevano essere almeno 7. Nel 1862 Amalia appunto prese l'abito di San Benedetto assumendo il nome di Suor Giovanna. Per 14 anni fu maestra delle novizie, priora per 12 ed infine divenne abbadessa per altri 12 anni. Nel 1907 le monache rimasero 6, quindi il monastero di San Gervasio fu adibito a padiglione sanatoriale e la madre abbadessa, donna Giovanna Renier, dovette trasferirsi con le sue monache nell'attuale monastero cistercense di San Giacomo di Veglia. Quindi, qui, a quasi 89 anni, Amalia, ovvero donna Giovanna Renier, morì il 26 febbraio 1927. Grazie.